al Hockey Club Montecchio Precalcino, la grafica mandata in onda da Maria Monteano, l'operatore della piattaforma digitale Hockeypista FISR TV, che sui canali YouTube assicura le riprese di questo incontro. Le formazioni le leggeremo tra qualche istante. La partita sarà diretta dal signor Fabio Belluti di Modena, coadiuvato dal signor Luigi Luna al tavolo. Luigi Luna è di Bassano del Grappa. Diamo appunto lettura delle formazioni che tra qualche minuto daranno vita all'incontro. Per quanto riguarda gli ospiti del Montecchio Precalcino, i portieri sono Marco Todischini con il numero 1 e Carlo Sanson con il 99, i giocatori di movimento Franco Giuliani con il 5, Andrea Zanini con il 6, che è il capitano della formazione ospite, Filippo Tiella con il 7, a Davide Zanini con l'8, Nicola Pozzo con il 9, Pietro Martini con il 77, Michele Dalla Valle con il 44, Tommaso Graziani con il 66. L'allenatore della formazione dell'Hockey Club Montecchio Precalcino è il signor Ivano Zanfi, al tavolo coadiuvato in panchina dai dirigenti Floriano Dalla Valle e Ivo Rigon. Per quanto riguarda invece la Veneta Lab Breganze, i portieri sono Giuseppe Tagliapietra con il numero 24 e Giulio Battistin con il 19, i giocatori di movimento Antonio Tagliapietra con il 13, Andrea Scortegagna, che è il capitano della formazione rossonera di casa, con il numero 16, Giovanni Tagliapietra con il 27, Tommaso Battaglin con il 28, Ettore Barbieri con il 31, Davide Grazian con il 64, Tommaso Volpe, che è il vicecapitano, con il numero 87, e poi Cristian Costenaro con il numero 88, l'allenatore della formazione di casa Gabriele Tiella. Dicevamo che questa è la terza giornata, anche se in realtà è il secondo impegno per la formazione rossonera, in quanto il girone di Coppa Italia di qualificazione è composto, per quanto riguarda il girone B, da 5 squadre, vale a dire le 5 vicentine, che daranno vita tra qualche mese, un paio di mesi per la verità, al campionato nazionale di Serie 2, quindi la seconda categoria dell'hockey pista italiano. Per quanto riguarda appunto le formazioni venete, abbiamo Sandrigo, Montecchio Precalcino e Breganze assieme a Tiene e Roller Bassano. I gironi sono 4. Nel primo girone è in testa Modena, nel girone A, che ha vinto ieri sera lo scontro diretto con il Novara per 6-3, mentre si è imposto Seregno in quel di Scandiano. Per il girone B, appunto quello che ci occupa, ieri sera c'è stato l'anticipo con il Tiene che si è imposto in maniera abbastanza netta sul Sandrigo per 6-1. Per quanto riguarda invece il girone C, abbiamo un CGC Viareggio, padrone di quel girone, che è andato a vincere largo in quella di Sarzana per 13-4. Nel girone D invece c'è stato il derby maremmano tra Castiglione e Follonica, che ha visto i padroni di casa del Castiglione vincere per 3-1. Poi abbiamo avuto il Salerno che ha battuto il Prato. In questo istante sta facendo il suo ingresso nella pista del Pala Frerin di Breganze la formazione ospite, i biancoverdi del Montecchio Precalcino, con Capitan Zanini, classe 99, a dare la carica ai propri giocatori. Sfortunata la formazione biancoverde, che nei primi 2 impegni di Coppa Italia ha perso entrambi i confronti di misura per 6-5. Questa è la curiosità. La prima giornata in quel di Sandrigo, la seconda giornata in casa contro il Roller Bassano, che è la capolista di questo girone. Breganze vincendo la raggiungerebbe, Montecchio vincendo otterrebbe i primi 3 punti stagionali. Montecchio è retrocessa al termine della scorsa stagione dal campionato di Serie 1, il primo storico per la formazione che gioca nel Palazsport di Via Murazzo. È stato comunque una stagione importante, appunto storica. Montecchio Precalcino ci ha provato parecchie volte ad arrivare a disputare la massima categoria, giocava un paio di volte in gara 3 nella finale, ed era giusto che venisse premiata la squadra dell'Astico, il Riva Elastico. Derby caratteristici di Riva Elastico storicamente sono quelli con Sandrigo, ma negli ultimi anni, complice la retrocessione di Breganze, i derby Breganze e Montecchio sono sempre stati molto accesi in Serie 2. Lo è altrettanto per quanto riguarda le categorie giovanili. Va bene, c'è un problema tecnico, ci aggiorniamo tra qualche istante.
Dammi tu il via. La diretta qui dal Pala Ferrarin, nulla di compromesso perché la partita non è ancora iniziata, mancano ancora un paio di minuti. Comunque stavamo spiegando in cronaca appunto della composizione di questi 4 gironi che qualificheranno la prima di ciascun girone alle Final Four che assegneranno la Coppa Italia. Sta facendo il suo ingresso in questo istante la formazione di casa, capitanata da Andrea Scortegagna, in classico completo nero con bordi rossi, a ricordare i colori sociali comunque dell'Hockey Breganze. Montecchio Precalcino rigorosamente in bianco-verde, perché questi sono i colori sociali della formazione ospite. Direttore di gara già in pista. Vedremo quali saranno le scelte dei rispettivi allenatori per quanto riguarda gli starting five. Breganze ha vinto largo il primo impegno 7-3 in casa con il Sandrigo, derby, ma saranno tutti derby questi qui di qualificazione alla fase finale di Coppa Italia, come ho già avuto modo di spiegare qualche istante fa. Con la curiosità del finale, con Breganze che è stato costretto a mettere in porta un giocatore di movimento, nella fattispecie Cristian Costenaro, capace di parare il rigore che era stato concesso in favore della formazione ospite del Sandrigo. Quindi Cristian Costenaro ha stabilito il suo personale record, debutto come portiere concluso imbattuto, parando un rigore e anche un altro paio di conclusioni. Schieramento al centropista delle squadre. Lettura da parte dello speaker, che poi è Alessandro Paron, dirigente dell'Hockey Breganze, delle formazioni che daranno vita appunto a questo incontro valido per la terza giornata del girone di qualificazione, girone d'andata, girone di qualificazione di Coppa Italia edizione 2023-2024, Coppa Italia di cui ricordiamo, per quanto riguarda la Serie 2, Breganze è il detentore, ha vinto la Coppa Italia in quel dietrissimo a cavallo tra nelle finali che si sono tenute a fine inverno e scorsa primavera. C'è una rappresentanza comunque da Montecchio Precalcino, a testimonianza dell'affetto che lega quella formazione bianco-verde al proprio paese. Discreto l'affluenza anche del pubblico di casa. Questa formazione di Serie 2 è giovane, spumeggiante, il progetto per il futuro della società rossonera, cui ci tiene particolarmente la società presieduta da Stefano Volpe. Giocatori che potrebbero tutti, a parte Andrea Scortegagna, giocare anche in prima squadra, essendo tutti di categoria Under 23. A proposito di Under 23, Breganze si è iscritta a sua volta al campionato Under 23, quindi avranno la maggioranza dei giocatori che sono in pista in questo istante. Avranno anche questa opportunità, altrettanto mi pare sia per Montecchio Precalcino. Il campionato Under 23 è ripreso la scorsa stagione, che ha registrato le finali in quel di Giovinazzo, vinte appunto dalla squadra di casa. Squadra di casa che è neopromossa in A1, così come il Breganze, e la curiosità anche il Giovinazzo ai colori bianco-verdi come il Montecchio Precalcino. Convenevoli di rito. Vediamo le scelte degli allenatori per quanto riguarda il Montecchio. Tra i pali Marco Todeschini, portiere esperto, classe 86, tanti anni in questa società e anche un'esperienza a Valdagno recentemente. Per quanto riguarda i giocatori di movimento, Franco Giuliani, argentino, lo ricordiamo, i fratelli Zanini e Michele Dalla Valle. Per Breganze vedremo le scelte di coach Gabriele Tiella. Per lui è un derby assolutamente, perché Gabriele Tiella è di Montecchio Precalcino, così come sono di Montecchio Precalcino i fratelli Giovanni, Giuseppe e Antonio Tagliapietra. Breganze si schiera con Giulio Battistin questa sera, mentre nello scorso turno era stato Giuseppe Tagliapietra a difendere la porta rossonera. Tommaso Volpe e Tommaso Battaglin, linea retratta, linea offensiva formata da Giovanni Tagliapietra e Ettore Barbieri. Qualche istante poi sarà partita, la pallina rotolerà, divertiamoci. Da Fausto Pozzan, buon divertimento. Primo possesso per Montecchio Precalcino, subito la conclusione di Davide Zanini, ben controllata, agevolmente controllata dal portiere rossonero Giulio Battistin. Parte forte Montecchio con il suo capitano, recupera palla per i suoi Tommaso Volpe, un cattivo controllo, ancora Zanini al tiro, lì il palo, a scheggiare la base esterna del palo,
da parte di Andrea Zanini, anzi Davide Zanini il numero 8, Andrea il 6. Ancora possesso per Montecchio, qui il tocco a 2 passi da Giulio Battistin, buona l'iniziativa di Montecchio per Calcino, che è sicuramente partito meglio di Breganze, ha già dato il tiro un paio di volte in modo anche pericoloso. Giovanni Tagliapietra a proporre la prima manovra ragionata di Breganze, a giocare dietro la porta, si cercano Giovanni Tagliapietra ed Ettore Barbieri. Eravamo nei pressi dell'area, si torna all'indietro da Tommaso Volpe, quaterna per lui al debutto contro il Sandrigo. Giovanni Tagliapietra all'indietro per Tommaso Battaglin, a giocare a 2 a metà campo i giocatori, e il palo di Tommaso Battaglin. Dall'altra parte Franco Giuliani, la penetrazione di Franco Giuliani, la conclusione che tenta di qualcosa a metà tra il tiro e il pallonetto sopra la traversa. Giovanni Tagliapietra dall'altra parte, è iniziato con buon ritmo questo incontro, forse anche per il freddo o comunque per l'umidità. Qui c'è un tentativo di premiare l'inserimento di Ettore Barbieri, non riesce. Ancora Franco Giuliani, il classe 93, primo anno a Montecchio Precalcino, tiro fuori misura. Franco Giuliani 4 reti nelle prime 2 partite di Coppa Italia. Riparte velocemente Breganze, situazione di potenziale 3 contro 3, Tommaso Volpe che si mette in proprio, lo marca molto bene Franco Giuliani, allora si deve ricominciare. All'indietro per Tommaso Battaglin, che fa cenno di giocare con testa ai propri compagni, comunque di ragionare, di impostare la manovra. Allora dietro la gabbia di Marco Todischini con Ettore Barbieri in possesso. All'indietro da Giovanni Tagliapietra, la finta di tiro Giovanni Tagliapietra, anche lì un ex, il tiro ben controllato da Marco Todischini ed Ettore Barbieri che ha accusato un colpo alla testa. È il signor Veluti che giustamente, preoccupato delle condizioni di salute del giocatore di casa, ferma il gioco. Ettore Barbieri rassicura tutti e si può proseguire. E allora Davide Zanini in possesso, classe 97. Si inserisce Franco Giuliani, buono il ritmo impresso dalla formazione ospite in questi primi minuti di partita. Perde palla però Franco Giuliani, potenziale ripartenza in contropiede di Breganze con Tommaso Volpe che si incunea, va a colpire un palo esterno, poi la prima conclusione gli era stata parata da Marco Todischini. Dall'altra parte con Michele Della Valle si scivola nel palla Ferrarin. Abbiamo visto un cattivo controllo della propria postura da parte di Giovanni Tagliapietra, che però si è ripreso. Cade intanto Tommaso Volpe, probabilmente è inciampato in Tommaso Battaglin. Ancora Franco Giuliani per gli ospiti, se ne va Giuliani, fa vedere il fisico nei confronti di Tommaso Battaglin che lo stava contrastando. All'indietro da Michele Della Valle, lo fronteggia Giovanni Tagliapietra, cerca di portare via palla all'Andrea Zanini. Qui la palla che colpisce il palo, 2 o 3 pali sin qui dall'inizio di questa partita. È mancato il gol, non sono mancati i legni, anzi i pali in ferro. Il primo fallo di squadra con Zanini che protesta, Capitan Zanini a protestare nei confronti del direttore di gara, ma che è inflessibile, conferma il fallo. Andrea Zanini quindi è il primo autore del primo fallo di squadra della partita. Tommaso Battaglin dietro la gabbia di Marco Todischini, tenta l'alza e schiaccia, Marco Todischini non fa una piega, rimane fermo sul primo palo e controlla la conclusione del numero 28 rossonero. Qui una parata del collega, cioè Giulio Battistin, sull'ottima iniziativa di Andrea Zanini. Ancora Tommaso Battaglin a scambiare con Giovanni Tagliapietra, anche lì un ex come coach Gabriele Tiella e come i fratelli Giuseppe e Antonio che sono in panchina in questo istante. Riparte velocemente Montecchio Precalcino con Giuliani, se ne va Giuliani, lo ferma il piazzamento di Giulio Battistin. Ottima l'opportunità qui, un controllo un po' difficoltoso ma efficace di Giovanni Tagliapietra dietro la gabbia, va a subire ancora fallo da Capitan Zanini, si va a scusare fair play da parte di Andrea Zanini, il capitano ospite. Si riparte 20-40, match sicuramente con buoni ritmi, squadre che vogliono superarsi, pochi tatticismi. Giovanni Tagliapietra dietro la gabbia di Marco Todischini che ha fatto buona guardia
con il pattino ha tenuto palla sul palo. Avevano esultato i giocatori di casa, nulla di fatto. Il signor Fabio Veluti ha concesso l'ingaggio a 2 e non ha concesso la rete. A suo dire la palla non aveva varcato la linea e ci pare di poter condividere la decisione del direttore di gara. Si riparte comunque con Tommaso Battaglin a scambiare con Ettore Barbieri dietro la gabbia di Marco Todeschini, ancora a giocare a 2 Battaglin. Bella questa combinazione, la conclusione sul secondo palo ha cercato Tommaso Battaglin di premiare l'inserimento di Ettore Barbieri, che ha colpito di prima intenzione. È stata una buona trama, si era allungato Marco Todeschini a sventare la minaccia. Ancora Michele Dalla Valle a cercare sul palo, stanno replicando le giocate, le formazioni. Qui insistita l'azione di Davide, anzi di Andrea Zanini, scusate. No, Davide, chiediamo scusa agli amici di Montecchio Precalcino. Ottimo il suo inserimento, in ogni caso il tentativo di superare Giulio Battistini non è stato efficace perché la conclusione gli è uscita troppo alta. Riparte Breganze con Ettore Barbieri a puntare 1 contro 1 Davide Zanini, anzi Andrea Zanini, scusate. Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin, accelera Breganze, la conclusione di Tommaso Volpe fermata dal corpo di Franco Giuliani. Ancora Franco Giuliani a cercare, molto bene Davide Zanini, recupera intanto il fratello Andrea. Si riparte con Michele Dalla Valle a cercare subito la palla filtrante per la deviazione sotto porta ai giocatori di Ivano Zanfi. Se ne va Tommaso Battaglin cost to cost, cadono sia lui che Davide Zanini. Andrea Zanini dall'altra parte, bravo Ettore Barbieri in fase difensiva, potenziale 2 contro 1, si mette in proprio Ettore Barbieri, finisce il campo per lui e anche per Tommaso Battaglin. Sarà possesso per Breganze, match a cadenze piuttosto elevate, le squadre che stanno replicando lo stesso tipo di approccio, velocità, palla filtrante per cercare la deviazione sotto porta, gioco dietro porta soprattutto per Breganze. Gli inserimenti di Franco Giuliani per Montecchio Precalcino, che ha chiamato time out. Attenzione qui la conclusione, l'ottima parata di Giulio Battistin sulla conclusione di Davide Zanini, che richiama l'attenzione dell'arbitro, che non di Andrea Zanini, scusate, ma il signor Veluti non gli concede il fallo. Attenzione qui Ettore Barbieri, bravo in fase di ripiegamento Zanini a impedire il tiro a botta sicuro di Ettore Barbieri. Ancora Davide Zanini in possesso a cercare Michele Dalla Valle, la deviazione ravvicinata. Ottimo anche questa trama della formazione di Ivano Zanfi, con Breganze che alle viste il primo cambio dovrebbe essere Cristian Costenaro, anzi no, falso allarme. Comunque credo che i tecnici debbano essere soddisfatti di come le squadre stanno interpretando il gol di Breganze. Tommaso Battaglin, 1-0 Breganze. 17:48, non ha visto partire il tiro Marco Todeschini. Nel traffico il tiro preciso di Tommaso Battaglin, vantaggio Breganze 1-0. Montecchio Precalcino ha avuto sicuramente un ottimo inizio. Qui il tiro è stato sfortunato, Marco Todeschini non è potuto intervenire perché il tiro è stato assolutamente, non l'ha potuto vedere. C'era troppo traffico davanti a lui, sia dai compagni sia dagli avversari. Intanto Breganze fa una sostituzione, esce Ettore Barbieri, entra Cristian Costenaro. Breganze avanti nel punteggio, 17:48 al termine della prima frazione di gioco. Bella partita, non sta tradendo le attese questo derby. Breganze lo sta interpretando con verve, con raziocinio anche nelle giocate. Il pubblico si sta divertendo, sta apprezzando lo spettacolo offerto dalle formazioni in campo. Zanini a colloquio con il direttore di gara, ora magari spiegazione di un fallo che sostiene di aver subito qualche istante fallo quando è caduto dietro la gabbia di difesa da Giulio Battistin. Ottima anche la prova del portiere rossonero, e bravo anche il collega Marco Todeschini, che è dovuto soccombere da una conclusione precisa nel traffico di Tommaso Battaglin. Qui c'è il tiro fuori posizione da parte di Andrea Zanini. Cristian Costenaro fa vagliare i diritti del fisico
scivola, riparte, serve Tommaso Volpe. Breganze in possesso e avanti 1-0 la formazione di casa. Ancora Tommaso Battaglin, si incunia Tommaso Battaglin, va a cercare Giovanni Tagliapietra. Il signor Velluti, vediamo la sua decisione, concede fallo di squadra. I giocatori di casa sostengono che il fallo è avvenuto all'interno dell'area di rigore, ma tant'è, fallo di squadra, il terzo commesso dalla formazione ospite, i biancoverdi del Montecchio Precalcino. Si rimane su 1-0, alle viste un primo cambio per la formazione ospite. Breganze avanti nel punteggio, ha segnato Tommaso Battaglin. Il più lesto sulla palla tirata da Tommaso Volpe è stato in un primo momento Giovanni Tagliapietra, ma in realtà adesso la sfera è saldamente in possesso della formazione diretta da Ivano Zanfi, secondo anno per lui a Montecchio Precalcino. Anche lo scorso anno allenava la Serie 2, la seconda squadra di Montecchio Precalcino, perché ricordiamo lo scorso anno Montecchio Precalcino era in A1. Ottima l'iniziativa di Tommaso Volpe che premia Cristian Costenaro e la conclusione di Giovanni Tagliapietra alta sopra la traversa. C'è stata comunque una deviazione anche da parte di Marco Todeschini. Signor Velluti ferma il gioco, comanda a riprendere con ingaggia 2, palla che esce dalla pista, ancora possesso per Breganze. La palla in precedenza si era fermata dietro la gabbia difesa da Marco Todeschini. Sarà possesso per Breganze, sulla sfera Cristian Costenaro per Tommaso Battaglin, l'autore del gol, indietro per Tommaso Volpe, si gioca per linee verticali sulla sponda, Giovanni Tagliapietra all'indietro da Tommaso Battaglin, siamo a centropista, Breganze manovra in sicurezza, Giovanni Tagliapietra a sfidare in 1 contro 1, Andrea Zanini, adesso è andato da lì manforte Cristian Costenaro, Tommaso Battaglin, la penetrazione di Tommaso Battaglin che va a cercare Giovanni Tagliapietra, ancora Breganze che gioca a memoria, il passaggio di prima intenzione da parte di Tommaso Battaglin, cercava di servire Tommaso Volpe, palla alta, sarà possesso per Montecchio Precalcino, 16-03, quindi 9 minuti di gara che se ne sono andati, Breganze avanti nel punteggio 1-0, decide sin qui la rete messa a segno da Tommaso Battaglin. Possesso per Montecchio Precalcino, a scambiare Davide e Andrea Zanini. Ancora Andrea Zanini, Michele Della Valle nel traffico, gli rubano palla i giocatori di Gabriele, se ne va Tommaso Volpe, tenta l'alza e schiaccia il tiro sul secondo palo, la palla che rimbalza ma viene agevolmente controllata, qui c'è un lancio lungo per Michele Della Valle che entra in area, il tiro, il palo ancora una volta, anche se c'è stata la deviazione di Giulio Battistini, disattenzione difensiva, ne ha subito approfittato Montecchio Precalcino giocando in velocità e sfiorando il pareggio. Le squadre si sono equivalse sin qui nel gioco. Breganze avanti grazie all'invenzione di Tommaso Battaglin, ma Montecchio Precalcino non ha assolutamente demeritato sin qui. Il primo fallo di squadra ha fischiato contro Tommaso Volpe, primo fallo di squadra commesso da Breganze, 10 minuti di partita che se ne sono andati. Primo cambio per gli ospiti, l'ingresso in campo di Tiella, anzi del numero 9 Pozzo, ancora Davide Zanini, recupera palla Tommaso Battaglin, sicuramente il migliore dei suoi, non solo per la rete segnata. Cristian Costenaro a far valere il fisico, Giovanni Tagliapietra, il numero 9 Nicola Pozzo, ne è entrato a sostituire Michele Della Valle. Palla intercettata da Davide Zanini, ancora Davide Zanini, fasi un po' confuse di gioco, Cristian Costenaro che aumenta la confusione, va a sfidare Davide Zanini che cade, non ravvisa la regolarità agli direttori di gara. La conclusione di Tommaso Volpe, la conclusione di Cristian Costenaro, la palla che rimbalza, cerca il tap-in sul rimbalzo Tommaso Battaglin, lo fermano i giocatori di Ivano Zanfi e allora dall'altra parte Davide Zanini a cercare Andrea, Giovanni Tagliapietra, se ne va Giovanni Tagliapietra,
numero 27 rossonero. Lo scontro duro tra Giovanni Tagliapietra e Andrea Zanini. Davide dall'altra parte, dietro la gabbia, all'indietro per Andrea, la palla che esce, sarà possesso per Montecchio per Calcino. Il time out chiamato da Gabriele Tiella, che vuole probabilmente invitare i propri giocatori a un gioco più ordinato, perché nell'ultimo minuto abbiamo visto qualche disimpegno errato, qualche forzatura di troppo, qualche passaggio sbagliato. Giusto allora chiamare time out e rifletterci su. Vediamo l'impegno di entrambi gli allenatori. Bella partita, 1-0 decide sin qui il gol di Tommaso Battaglin dopo poco più di 7 minuti dall'inizio della partita. Si riparte. Possesso per Montecchio per Calcino. Giuliani e Pozzo vicini alla palla per riprendere il gioco. Il signor Velluti fischia in questo istante. Si ricomincia. Possesso per Montecchio per Calcino. Andrea Zanini. Palla intercettata da Cristian Costenaro, che se ne va. Difende bravamente Andrea Zanini. Elude quindi la penetrazione del numero 88 rossonero. È entrato intanto Ettore Barbieri, è entrato anche Capitan Scortegagna, Andrea Scortegagna, che ha perduto momentaneamente il bastone. Sono usciti Tommaso Battaglin, autore del gol, Giovanni Tagliapietra. Palla comunque saldamente in possesso di Montecchio per Calcino, con Andrea Zanini, Giuliani, conclusione Sbilenka. Andrea Zanini subito all'indietro per Davide. Pozzo a cercare sul secondo palo l'inserimento di Andrea Zanini. Ancora Andrea Zanini dietro la gabbia di Giulio Battistini, all'indietro per Davide, la finta di tiro, tentativo di dribbling, cade Andrea Zanini. Siamo dall'altra parte con Tommaso Volpe. La conclusione di Tommaso Volpe sopra la traversa. Siamo in una fase di predominio territoriale da parte della formazione ospite, che è alla ricerca del pareggio. Davide Zanini, mentre è caduto Tommaso Volpe, chiede l'intervento dell'arbitro. Fallo di squadra, un blocco irregolare probabilmente fischiato alla formazione biancoverde. Vediamo, leggermente sofferente Tommaso Volpe, però pare in grado di poter proseguire. 12-17 intanto al termine della prima frazione di gioco. Breganze avanti nel punteggio, porta palla Capitan Andrea Scortegagna, giocatore più vecchio della formazione rossonera, più vecchio si fa per dire, dall'alto dei suoi 24 anni. Ancora da fare peraltro, perché li compierà il prossimo 10 novembre. Coetaneo di Davide Zanini, hanno dato vita a tanti confronti nelle giovanili, qui loro due. Possesso per Breganze con Ettore Barbieri, che batte la punizione. Palla vagante, se ne impossessa la formazione ospite. Franco Giuliani a cercare e a premiare l'inserimento di Andrea Zanini. Tommaso Volpe per i suoi, non è ancora uscito il numero 87. Lo scambio all'indietro per Andrea Scortegagna, aiutato dal blocco di Cristian Costenaro. Ettore Barbieri a cercare sul secondo in direzione del secondo palo il compagno di squadra, cade Cristian Costenaro. Un volo ad Angelo, pare si tocca la testa. Sicuramente è stato un brutto impatto con il terreno per il numero 88 rossonero. La parata intanto di Giulio Battistini, molto attento il portiere rossonero sin qui. Ettore Barbieri, lo scambio con Tommaso Volpe, ancora Ettore Barbieri. Montecchio che sta pressando,
Qui tentativo di sorprendere Marco Todeschini da parte di Ettore Barbieri, una conclusione interessante perché perché Marco Todeschini non aveva visto la palla, ma siamo dall'altra parte con Davide Zanini che ha l'unico torto sulla penetrazione nel tiro filtrato, accompagnato di non trovare la porta. Era stata un'ottima iniziativa questa, mentre entra il numero 7 ospite, vale a dire Filippo Tiella. Costruzione dal basso per Breganze con la palla in possesso di Tommaso Volpe, tentava di premiare Ettore Barbieri e invece Davide Zanini se ne va. Ancora Andrea Scortegagna perde palla a beneficio favorendo la giocata di Capitan Zanini, il più volitivo tra gli ospiti. La conclusione di Giuliani, la palla nel traffico tra i gambali di Giulio Battistin. Il signor Veluti fa cenno di proseguire, non ravvisa irregolarità, e allora Giuliani e Cristian Costenaro, due pesi massimi, diciamo così, a contendersi il possesso. Cadono entrambi, il signor Veluti assegna il possesso a Breganze. Situazione faglie di squadra, 6 commessi da Montecchio Precalcino, 2 commessi da Breganze, che sostituisce intanto Tommaso Volpe con Tommaso Battaglin, l'autore dell'unica rete che decide sin qui l'incontro. Cristian Costenaro a portare palla nei passi da metà campo, si mette in proprio Cristian Costenaro, se ne va, lo contrasta Filippo Tiella, commette il 7° fallo di squadra. Montecchio Precalcino gravato di falli dopo circa 15 minuti di gioco, già commessi 7 falli di squadra da parte della formazione biancoverde. Possesso per Breganze, punizione alla destra del fronte d'attacco sull'angolo basso in favore della formazione di casa. Sulla palla Cristian Costenaro, accanto a lui Ettore Barbieri, pronti a riprendere le operazioni di gioco. Ettore Barbieri all'indietro per Tommaso Battaglin, che varca la metà campo in questo istante. Va a sfidare Pozzoli, portano via la palla i giocatori di Montecchio Precalcino. La conclusione della formazione ospite, uscita fuori dai pali. Ettore Barbieri, la palla che danza, la palla sulla linea di porta. Breganze vicina al raddoppio, prima con Ettore Barbieri, poi con Andrea Scortegagna, sfortunata nella circostanza perché c'è stata una carambola tra palo e linea. Ancora qui una conclusione ravvicinata dei giocatori di Ivano Zanfi alla ricerca del pareggio. Ancora possesso per Davide Zanini, il blocco di Pozzo, la conclusione alta, lontana dai pali, difesi da Giulio Battistin. Franco Giuliani ancora a cercare sul secondo palo. Tiella dall'altra parte, Tommaso Battaglin a ripartire, a favorire la giocata di Andrea Scortegagna. All'indietro ancora per Tommaso Battaglin, la conclusione di Andrea Scortegagna, la parata di Marco Todeschini. Buona l'iniziativa del capitano rossonero qualche istante fa vicino al pareggio, scusate, al raddoppio. C'era stata prima la conclusione di Ettore Barbieri, lui poi è andato a rimbalzo, la palla che ha danzato pericolosamente tra palo e linea di porta non ha varcato la linea. 1-0 quindi per Breganze, possesso per Montecchio Precalcino, che riparte con il lancio lungo. I giocatori di Ivano Zanfi si lamentano e Ivano Zanfi si prende il warning. Praticamente il signor Veluti ha fatto cenno che la palla è stata messa in gioco quando non era ferma, anche se in realtà il possesso era saldamente nelle stecche dei biancoverdi di Montecchio Precalcino. Di qui le proteste, le spiegazioni del caso tra Zanfi e Veluti. Ricordiamo che il direttore di gara è di Modena e Ivano Zanfi è originario di Modena, ma da una vita qui nel Vicentino. Risiede a Bassano del Grappa, ha esperienze con varie formazioni, prima da giocatore. È stato un grandissimo giocatore Ivano Zanfi, a cavallo degli anni 80 e 90. Qui cade intanto Tommaso Battaglin e qui c'era il palo colpito da Ettore Barbieri, sfortunato ancora una volta. Meriterebbe il gol Ettore Barbieri, no, ancora a secco in questa stagione. Sono state le partite qui, la palla che danza pericolosamente davanti a Giulio Battistin. Cristian Costenaro se ne va con l'ausilio della sponda, il tentativo, l'assist, la conclusione al volo di Ettore Barbieri. Ci vuole un miracolo da parte di Marco Todeschini, poi dall'altra parte si immola letteralmente Andrea Scortegagna. Poi c'è un altro fallo ed è l'8º
anzi viene fischiato fallo, no, si è confuso. Il signor Velluti aveva dato inizialmente il fallo di squadra contro Breganzi, in realtà è stato commesso ai danni di, ci sembra, Andrea Scortegagna. Time out intanto chiamato da Ivano Zanfi. Qualche incomprensione, diciamo così, un po' di leggero nervosismo, ma siamo pronti a ripartire. Esce Andrea Scortegagna, autore di una buona prova nel minutaggio che gli è stato assegnato dal capo allenatore della formazione di Serie 2 del Breganze, Gabriele Tiella, vicino al raddoppio e vicino soprattutto a Ettore Barbieri a segnare ottimi inserimenti, qualche tiro al volo. Peccato comunque Montecchio Precalcino è assolutamente in partita, ha sfiorato a sua volta il pareggio la formazione biancoverde, mette assolutamente sull'orlo dell'equilibrio. Ci stiamo divertendo, le squadre stanno dando vita sicuramente a un'ottima partita. La Coppa Italia è sicuramente preparatoria al campionato, ma è manifestazione che le formazioni partecipanti intendono onorare assolutamente, Breganzi in particolare, perché è la detentrice di questo titolo. Le finali di Tricino, edizione 2023, avversario il Camaiore, una delle pagine più belle della scorsa stagione, dove Breganze, non ce ne vogliono i calciofili, ha fatto il suo triplete vincendo Coppa Italia di A2, campionato di A2 e conquistando la promozione in Serie A2. Quindi le formazioni senior rossonere hanno fatto il massimo possibile nella scorsa stagione, a parte la Coppa Italia di A2, di Serie B ovviamente. Capitan Davide Zanini in possesso a premiare Filippo Tiella. Franco Giuliani, il tentativo di premiare Filippo Tiella, all'indietro da Luca Pozzo, anzi Nicola Pozzo, chiediamo scusa. Franco Giuliani lo affronta Ettore Barbieri, contrasto tra i due, alla meglio Franco Giuliani di forza, il trentenne, un fratello in quel di Valdagno. Qui la conclusione sulla ripartenza 3 contro 2 di Breganze da parte di Ettore Barbieri. Il tiro gli è uscito lento, è stato deviato dai pattini di un difensore avversario. Ancora Ettore Barbieri cercato da Tommaso Volpe, la riconquista di palla da parte di Cristian Costenaro, che ha cercato con una mano di servire Tommaso Volpe, la palla gli è uscita leggermente indietro, non è riuscito a controllarla il numero 87 di casa. Dall'altra parte Tommaso Battaglin a servire Ettore Barbieri, che va a cercare dietro la porta Cristian Costenaro. Qui Cristian Costenaro cerca un assist al volo a premiare i movimenti di Ettore Barbieri, che ha dimostrato di saper colpire al volo la palla anche questa sera. Qui la fase un po' confusa, mette tutti d'accordo Franco Giuliani. Davide Zanini trova i parastinchi di Cristian Costenaro. Siamo ormai a 6 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Breganze avanti nel punteggio per questo secondo incontro di Coppa Italia di Serie 2. Il gol di Tommaso Battaglin, particolarmente ispirato. 2-0 Breganze, da dietro la porta, rapidissimo, è andato a colpire. Vediamo il replay, bravissimo, uscì da dietro porta, ha trovato il pertugio tra i gambali di Marco Todeschini e mette a segno la rete del 2-0. 6-16 al termine della prima frazione di gioco. Raddoppio di Breganze, doppietta del suo numero 28, vale a dire Tommaso Battaglin. Al 6-16 quindi Breganze raddoppia la prima rete quando mancavano 17:48, sempre lo stesso autore, Tommaso Battaglin, numero 28. Riparte Montecchio Precalcino sotto nel punteggio, forse a dispetto di quanto ha prodotto la formazione ospite, perché sicuramente almeno un gol lo meriterebbe, ma qui c'è un ottimo Giulio Battistin a negare la gioia del gol a Tiella. Ancora Tiella cercato da Andrea Zanini, che riceve in questo istante Andrea Zanini. È uscito Davide Zanini, è rientrato Michele Della Valle, è entrato anche Giovanni Tagliapietra. Breganze quindi con Ettore Barbieri che conquista palla, Tommaso Battaglini, Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra,
qui il tentativo di Ettore Barbieri del filtrante per servire Giovanni Battaglini. Attenzione dall'altra parte, il tiro, la parata di Giulio Battistini. Dall'altra parte con Ettore Barbieri, miracolo di Marco Todeschini, bravissimo il portiere ospite. Dall'altra parte il match si sta accendendo, rapidi capovolgimenti di fronte. Ettore Barbieri, le squadre che stanno giocando a velocità supersonica. Il palo, peccato, Braganza è vicino al 3-0 contro piede da manuale. Stanno giocando molto bene entrambe le formazioni, cercano subito la verticalità. Il pubblico si sta divertendo e incita i propri beniamini. Qui controllo di palla da parte di Giulio Battistini che tentava di servire Tommaso Battaglini. 4:30, ci stiamo divertendo, ottima partita. Un'altra parata di un bravissimo e attentissimo Giulio Battistini. Tommaso Volpe a tutta birra entrambe le formazioni, senza soluzione di continuità questo match. Il tiro di Filippo Tiella controllato da Giulio Battistini. Il fallo di squadra commesso da Braganza. Situazioni falli: 8 commessi da Montecchio Precalcino, 3 commessi da Braganza. Punteggio 2-0 per Braganza. A decidere sin qui la doppietta di Tommaso Battaglin. Ottimo spunto di Michele Dalla Valle, doppio dribbling, conclusione controllata dal bastone di Giulio Battistini, molto attento. Buono comunque lo spunto del 44, il filtrante adesso di Michele Dalla Valle, sopra l'altezza regolamentare. E allora possesso per Braganza, con Ettore Barbieri, anzi Tommaso Battaglini in possesso. Ancora Tommaso Battaglini in possesso. Ettore Barbieri, Giovanni Daglia Pietra, Ettore Barbieri, Tommaso Volpe, scusate. Siamo a metà pista a servire. L'ottimo controllo in mezza in trottola di Ettore Barbieri, un bel passaggio all'indietro a favorire l'inserimento di Tommaso Battaglini. Gioca a memoria Braganza. Il rapido recupero palla da parte di Tommaso Battaglini che si cura in area. C'è rigore. La penetrazione di Tommaso Battaglini. Il fallo subito. Il signor Veluti non ha avuto esitazioni, ha concesso la massima punizione. Braganza quindi che ha la possibilità di mettere a segno il terzo gol. Vedremo chi si incaricherà della trasformazione. Ci va Tommaso Volpe, a rete alla prima giornata con 4 gol su rigore, anche il primo nel derby contro Sandrigo. Questo è il derby con Montecchio Precalcino. Braganza avanti 2-0, la doppia di Tommaso Battaglini. Vediamo se ci scriverà tra i marcatori anche Tommaso Volpe. La rete di Tommaso Volpe, 3-0 Braganza. A 3 minuti esatti dal termine della prima frazione di gioco. Non ha dato spazio alla reazione da parte del portiere ospite Marco Todeschini. Raso terra, implacabile Tommaso Volpe. 3-0 Braganza. Largo avanti del punteggio sin qui la formazione di casa. Un primo tempo assolutamente encomiabile, ma Montecchio Precalcino ha proposto sicuramente delle situazioni interessanti. A mio modesto parere almeno un gol l'avrebbe meritato, ma ha dovuto fare i conti con i pali e con l'ottima prova di Giulio Battistini. Qui intanto Ettore Barbieri ancora a secco in queste 2 prime partite di Coppa Italia, la punta rossonera, ma è stato autore assolutamente di un'ottima prova questa sera il buon Ettore, anche se la verba di Tommaso Battaglini va sicuramente sottolineata. Man of the match sin qui, 2 gol. La penetrazione che ha fruttato il rigore è trasformato da un freddo Tommaso Volpe per il 3-0 che a 2 minuti e 20 dalla pausa premia la formazione di casa. A caccia della palla con Ettore Barbieri, ma mette tutti d'accordo Franco Giuliani. Siamo dall'altra parte con Andrea Zanini e allora Franco Giuliani, la conclusione, trova il pattino del compagno Michele Dalla Valle. E allora sarà possesso per Braganza a 2 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Varca la metà pista Tommaso Volpe. È caduto Tommaso Battaglini, che chiama l'attenzione dell'arbitro, che non fa un plissé come si suol dire.
E allora Nicola Pozzo a servire Michele Della Valle. Siamo a metà pista. La finta di tiro di Michele Della Valle. E qui c'è il blu. Il blu sventolato a Tommaso Battaglin. Il signor Veluti non ha avuto alcun tipo di esitazione. L'aggancio. Michele Della Valle che cade, sbilanciato dal 28 rossonero, sanzionato con il cartellino blu, quindi tiro libero diretto. Se ne incarica Andrea Zanini. Non dovesse trasformare Montecchio per Calcino, avrà 2 minuti di power play che non ci fossero segnature continuerebbero anche per i primi 17 secondi della ripresa, lo ricordiamo. Allora Davide Zanini chiedo scusa agli amici del Montecchio per Calcino. Davide Zanini contro Giulio Battistini. 1:43 al termine della prima frazione di gioco. L'occasione per Montecchio di rientrare in partita. Si parte. La palla fuori dallo specchio della porta. La conclusione è ancora Giulio Battistini a controllare. Bravissimo Giulio Battistini a rimanere freddo. Se ne va Ettore Barbieri. Entra in area. Al momento della conclusione è stato contrastato da Nicola Pozzo. Franco Giuliani. 2 minuti di power play, ricordiamo, per Montecchio per Calcino. Michele Della Valle, la finta di tiro. Ancora Franco Giuliani, Breganze a triangolo difensivo con Ettore Barbieri, con Giovanni Tagliapietra che sale a chiudere le traiettorie di tiro. Si mette in proprio Franco Giuliani, la conclusione fuori dallo specchio della porta. Michele Della Valle, Davide Zanini ha cercato il tap-in vincente, non l'ha trovato. Franco Giuliani, la conclusione fuori dallo specchio della porta. Michele Della Valle a scambiare con Davide Zanini. 45 secondi al termine della prima frazione di gioco. Davide Zanini dietro la porta. Michele Della Valle. Franco Giuliani. Ancora Franco Giuliani in possesso. Fa buona guardia a Ettore Barbieri. Bastone avanti. Davide Zanini, la conclusione non ha trovato la porta, peccato, era stata una buona trama questa. Ancora Michele Nicola Pozzo a un passo da accorciare le distanze. La formazione ospite che sta gestendo abbastanza bene, mi pare di poter dire, questo power play, proponendo trame interessantissime, ma che hanno trovato sì qui pronto il portiere di casa Giulio Battistini a negare la gioia del gol alla formazione ospite. Ettore Barbieri a cercare Giovanni Tagliapietra. 12 secondi al termine della prima frazione di gioco. La pressione di Montecchio, recupera palla Franco Giuliani, non ravvisa le regolarità del direttore di gara, se ne va Franco Giuliani, si mette in proprio, lo contrasta molto bene Tommaso Volpe. Dovrebbe finire qui il tempo. Così è. Ha cercato di incunearsi Tommaso Volpe. È finito il tempo. Il signor Veluti fa cenno a Tommaso Volpe che sono scaduti i primi 25 di questo primo tempo. Si va a riposo quindi con la formazione di casa del Veneto Lab Breganzi in vantaggio per 3-0 nei confronti dell'Hockey Club Montecchio per Calcino. A decidersi qui la partita, la doppietta di Tommaso Battaglin e la rete su rigore messa a segno da Tommaso Volpe. Montecchio per Calcino avrà altri 17 secondi di power play, non essendo riuscito a capitalizzare il tiro libero diretto concesso dal direttore di gara. A risentirci tra 7 minuti circa per il secondo tempo qui dal Palla Ferrarin da Fausto Pozzan.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signore, qui dal Pala Ferrarin di Breganze, da Fausto Pozzan. Tra qualche istante il secondo tempo della partita valida per la terza giornata del girone B di Coppa Italia Serie 2 Hockey Pista edizione 2023-2024. Contrapposte la formazione di casa Veneta Lab Breganze agli ospiti del Montecchio Precalcino. Il primo tempo si è concluso con il Breganze in vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta messa a segno da Tommaso Battaglin dal gol su rigore di Tommaso Volpe. Tommaso Battaglin che è stato espulso temporaneamente dal signor Veluti. Montecchio Precalcino che non ha sfruttato l'occasione della trasformazione a tiro libero diretto e che avrà 17 secondi per tentare di sfruttare la superiorità numerica quando inizierà il secondo tempo. È già in pista la formazione di casa con 3 giocatori di movimento. Il giocatore che dovrebbe prendere il posto di Tommaso Battaglin, espulso temporaneamente quando scadrà la sua penalità, pare essere Antonio Tagliapietra, sin qui non è entrato in campo nel corso della prima frazione di gioco. Unico giocatore di movimento assieme a Davide Grazian a non avere fatto il suo ingresso in campo. È stata una partita sicuramente piacevole, condotta a un buon ritmo da entrambe le formazioni. Montecchio Precalcino ha avuto le sue opportunità, è stata sfortunata la formazione ospite, ma ci pare di poter dire che Breganze ha fatto qualcosa di più. Montecchio Precalcino ha dovuto fare i conti con i pali e con l'ottima prestazione di Giulio Battistin, portiere di casa. Breganze, ripetiamo, comunque ci pare di poter dire giustamente in vantaggio, ha fatto qualcosa di più. Si riparte, Ettore Barbieri sulla palla, all'indietro per Giovanni Tagliapietra che lo premia con un passaggio lungo in verticale dietro la gabbia. Breganze che ha il problema di far trascorrere questi 17 secondi in inferiorità numerica. Montecchio Precalcino che cerca di sfruttare il proprio power play. La conclusione di Franco Giuliani, la parata sicura di Giulio Battistin, ristabilita la parità numerica, è entrato da Antonio Tagliapietra. Capitan Zanini, Andrea Zanini a servire Davide Zanini, all'indietro, scambiano i due. Montecchio Precalcino con il quintetto che ha dato vita al match: Marco Todischini tra i pali, Andrea e Davide Zanini, Michele Dalla Valle e Franco Giuliani. Breganze con Giulio Battistin tra i pali, Ettore Barbieri, Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra, Antonio Tagliapietra. Il fratello Giuseppe questa sera in panchina, la scorsa domenica, prima impegno stagionale della seconda squadra dell'Hockey Breganze. È stato lui a giocare per quasi tutti i 50 minuti, è stato espulso nell'ultimo minuto e è nata in onda quella che abbiamo descritto in sede di presentazione della partita, vale a dire lo show personale di Cristian Costerano, che aveva segnato durante il tempo regolamentare e poi ha parato rigore, successiva ribattuta della formazione ospite. Qui l'iniziativa di Tommaso Volpe controllata dai pattini del portiere ospite, passaggio impreciso, intendeva servire Capitan Zanini e invece in possesso del suo concittadino Giovanni Tagliapietra, anzi no, Zanini è di San Rigo, chiediamo scusa. Franco Giuliani a servire Davide Zanini, Michele Della Valle, Franco Giuliani. Ottima iniziativa di Franco Giuliani, perde però palla, siamo dall'altra parte. Tommaso Volpe, gli è uscito un passaggio a metà tra i fratelli Tagliapietra, né Giovanni né Antonio sono riusciti a impossessarsi della pallina e allora siamo dall'altra parte con Davide Zanini, il suo tiro fuori dallo specchio della porta. Siamo all'indietro, Michele Della Valle, passaggio impreciso, la palla esce dalla pista, sarà possesso per Breganze. 22-38 al termine di questa partita, per questa domenica 29 ottobre 2023, terza giornata del girone B di Coppa Italia, seconda fatica per la formazione di casa che ha giocato in casa anche il primo turno contro San Rigo. Breganze in vantaggio qui
per 3-0 nel derby con Montecchio Precalcino. Andrea Zanini all'indietro per Franco Giuliani, il passaggio per Michele Della Valle, il tiro di prima intenzione, fa buona guardia Giulio Battistin, Tommaso Volpe nel traffico, si libera della sfera con un passaggio che leggermente impreciso. Sarà possesso per Montecchio Precalcino, con Ettore Barbieri che cerca di spiegarsi con il direttore di gara, comunque fasi un po' confuse. Mette tutti d'accordo Giovanni Tagliapietra che se ne va, supera in 1 contro 1 Michele Della Valle, la conclusione imprecisa. Antonio Tagliapietra, caparbile l'azione del 13 di casa, la conclusione di Antonio Tagliapietra controllata dalla stecca di Marco Todeschini. Andrea Zanini che se ne va, varca la metà pista, insistita l'azione del numero 6, il tiro parato da Giulio Battistin, ancora Andrea Zanini che è caduto in area, non ha ravvisato irregolarità il direttore di gara. Tommaso Volpe fa cenno ai compagni di stare calmi, di gestire il possesso, e si produce però in un'accelerazione il tiro, la parata di Marco Todeschini che allontana la minaccia davanti a sé. Il tentativo di lancio in verticale per Franco Giuliani che è il più lesto, batte in velocità Antonio Tagliapietra che riviene su di lui, va a commettere fallo Franco Giuliani, rimane lì a pressare i giocatori di casa, non ci sta Franco Giuliani, è sotto nel punteggio, vuole provare a recuperare, giustamente lo supera molto bene Giovanni Tagliapietra che se ne va a lungo sponda. Altro fallo di squadra e ci sembra sia il 10º. Esatto, esaurito il bonus dalla formazione ospite, quindi Breganze avrà il tiro libero diretto per provare ad allungare nel punteggio. Vediamo chi si incaricherà di tentare la trasformazione. Ci va Giovanni Tagliapietra alla ricerca del suo primo gol stagionale, il numero 27. Il fratello Antonio si è sbloccato nel turno precedente contro il Sandrigo, vedremo se saprà emularlo Giovanni. La rincorsa di Giovanni, si parte con il fischio, le finte di Giovanni Tagliapietra, la parata di Marco Todeschini che viene però avvisato dal direttore di gara di essersi mosso in anticipo e di aver varcato, ci sembra, la lunetta. Alla ricerca di spiegazioni l'estremo difensore, probabilmente a detta del direttore di gara il portiere ospite deve essersi mosso in anticipo prima del fischio. Vediamo il tecnico ospite a spiegarsi con il direttore di gara. Le spiegazioni del caso. Vediamo fase un po' di nervosismo. Il direttore di gara inflessibile ordina la ripetizione del tiro libero diretto concesso per il 10º fallo commesso dagli ospiti. Il tiro di Giovanni Tagliapietra e la parata di Marco Todeschini. Si rimane quindi sul 3-0. Possesso per Breganze con Ettore Barbieri dietro la porta di Marco Todeschini che ha ben parato il tiro di Giovanni Tagliapietra. Antonio Tagliapietra, Tommaso Volpe in possesso. Pronto a rientrare in pista Tommaso Battaglin che è stato autore di un'ottima prova qui. Lo slalom di Antonio Tagliapietra. Dall'altra parte però con Franco Giuliani. Il tiro di Franco Giuliani controllato dal bastone di Giulio Battistin. Riparte velocemente Breganze con Tommaso Volpe dietro la porta di Marco Todeschini. Altro contropiede per gli ospiti. Andrea Zanini, il tiro parato da Giulio Battistin, un po' di confusione. Tommaso Volpe ne ha voluto troppo, forse dal suo talento. Avrebbe fatto meglio a controllare la palla nella circostanza, ha cercato una finezza.
peccato di gioventù. Franco Giuliani, Andrea Zanini a metà pista, passaggio impreciso, a contendersi il possesso Ettore Barbieri e Davide Zanini, ancora Davide Zanini a servire Franco Giuliani, cattivo controllo il suo, recupera per i propri colori Tommaso Volpe, dall'altra parte con Giovanni Tagliapietra in dribbling, lo ferma irregolarmente secondo il direttore di gara Davide Zanini, e allora 11° fallo di squadra commesso dagli ospiti. Giovanni Tagliapietra batte velocemente la punizione, Antonio Tagliapietra a scambiare col fratello Giovanni, ancora Giovanni e Antonio giocano di prima i due. Siamo dall'altra parte con Tommaso Volpe sfidato da Franco Giuliani in fase difensiva, quest'ultimo. Giovanni Tagliapietra, la conclusione non è precisa e allora sarà possesso per Montecchio Precalcino. 18:50 al termine della partita, Breganze avanti 3-0. Antonio Tagliapietra che riconquista palla, va a servire e a premiare lo scatto di Tommaso Volpe, la conclusione di Tommaso Volpe, la parata di Marco Todeschini. Andrea Zanini, ancora Giulio Battistin, ha tentato la ribattuta al volo. Andrea Zanini, il tunnel di Ettore Barbieri a favorire Giovanni Tagliapietra che lancia Antonio Tagliapietra, vediamo se riuscirà a premiare Tommaso Volpe, si immola letteralmente Davide Zanini. Qualche protesta da parte dei giocatori di casa, il 12° fallo di squadra intanto commesso da Montecchio Precalcino. Ancora proteste, fasi un po' nervose della partita. 18:09. Esce Giovanni Tagliapietra, rientra Tommaso Battaglin, si spiega con Tommaso Volpe, si riparte. Ettore Barbieri in possesso, all'indietro, siamo a metà pista con Tommaso Battaglin, dei finti di Tommaso Battaglin a servire Ettore Barbieri, cercano i dai e vai, improbabile questa giocata. Possesso ancora per Davide Zanini. Franco Giuliani, azione insistita, va a prendere palla per i propri colori Capitan Andrea Zanini. Antonio Tagliapietra a cercare di servire Davide Zanini all'interno dell'area. La partita in questo secondo tempo è meno piacevole della prima frazione di gioco, dove abbiamo visto giocate sicuramente apprezzabili. Qui c'è un po' troppa confusione. Ancora Giulio Battistin, comunque si riparte. Tommaso Volpe si ferma perché quelli di Montecchio Precalcino sono subito prontamente orientati a protezione della propria porta. Tentativo di filtrante di Tommaso Volpe che si scusa e c'è il blu sventolato ad Antonio Tagliapietra e quindi Montecchio Precalcino avrà un'altra opportunità. Tiro libero diretto con eventuali 2 minuti di power play qualora l'autore della conclusione, che pare essere Franco Giuliani, non dovesse trovare il gol che avvicinerebbe Montecchio Precalcino a -2, qualora appunto il giocatore ospite riuscisse a realizzare. Giulio Battistin ha chiesto di poter pulire la visiera. Va a dissettarsi Franco Giuliani che pare intenzionato a tentare la trasformazione. Ci spiegano Andrea Zanini e Tommaso Volpe. Qualche istante. Allora Franco Giuliani tenterà la trasformazione del tiro libero diretto ai mancino Franco Giuliani, il che rende ancora più imprevedibile il suo tiro. 17:06. 12 falli di squadra commessi da Montecchio Precalcino, 3 commessi da Breganze. Avanti nel punteggio la formazione di casa per 3-0. Franco Giuliani contro Giulio Battistin. Si parte al fischio del direttore di gara, che è il signor Fabio Velluti di Modena, coadiuvato dal signor Luigi Luna. Le finte di Franco Giuliani, il tentativo di alza e schiaccia assolutamente sbilenco, però qui la palla che danza pericolosamente davanti a Giulio Battistin,
che fa buona guardia. Braganza quindi dovrà giocare 2 minuti in inferiorità numerica. Intanto c'è il 13° fallo commesso da Montecchio Precalcino, con Tommaso Volpe che ha allontanato Franco Giuliani, che ha commesso fallo su Tommaso Battaglin, evidentemente innervosito dall'errore. Il giocatore ospite di nazionalità, ricordiamo, argentina, Ettore Barbieri. Braganze che ha il problema di far trascorrere questi 2 minuti in inferiorità numerica. Possesso per Montecchio Precalcino intanto, 16:42 al termine. Andrea Zanini, Franco Giuliani. La conclusione di Franco Giuliani imprecisa, recupera palla per i propri colori Tommaso Volpe, spinto, si era liberato della sfera, tentava di favorire l'inserimento di Tommaso Battaglin che non è riuscito a raggiungere la palla. Triangolo rovesciato per Braganza. Franco Giuliani, qualcosa a metà dal tentativo di assist sul secondo palo per Michele Dalla Valle. All'indietro per Franco Giuliani. L'iniziativa di Franco Giuliani, il tiro a botta sicura, sfortunato Montecchio Precalcino nella circostanza, la palla che ha colpito il palo. E qui c'è un altro fallo con Tommaso Volpe colpito nei pressi della sponda. Il direttore di gara che assegna solo un fallo di squadra. Volevano qualcosa di più i giocatori della panchina. Si lamenta Tommaso Volpe, ha preso un colpo a metà tra il collo e la testa, lo vediamo particolarmente sofferente al collo. Le proteste della panchina rossonera. È stato un intervento un po' al limite. Tommaso Volpe comunque pare in grado di proseguire, si va ad asciugare la pista. È stato uno scontro sicuramente duro, con Tommaso Volpe che pare indispettito. L'ingresso in campo di Davide Battaglin della panchina rossonera a pulire l'area di porta davanti a Giulio Battistin. 15:51 al termine della partita. Braganza avanti 3-0 nel punteggio. Montecchio Precalcino che non è riuscito a trasformare 2 tiri liberi diretti. Braganza che gioca ancora in inferiorità numerica, ma tra un po' verrà ristabilita la parità numerica. Ettore Barbieri in possesso, cerca di liberarsi dai 2 avversari. Recuperano palla i giocatori ospiti. Potenziale 3-2. Franco Giuliani a servire Michele Dalla Valle. Invece c'è l'ottimo intervento in ripiegamento difensivo che si libera con una trottola da parte di Tommaso Battaglin. Ancora Tommaso Battaglin con personalità. Il lancio lungo per Ettore Barbieri che non riesce a conquistare palla. E allora ancora un possesso per la formazione ospite con Andrea Zanini. La palla che danza pericolosamente davanti a Giulio Battistin, viene fermata, il fischio del direttore di gara. L'ingaggio a 2 alla destra del fronte d'attacco della formazione ospite, sotto nel punteggio per 3-0. Franco Giuliani, Andrea Zanini, ristabilita la parità numerica. Tommaso Volpe, contrastato da Michele Dalla Valle, se ne va Tommaso Volpe con una trottola. Efficace l'azione dell'87 di casa. La conclusione di Cristian Costenaro che sibila al lato del palo alla sinistra di Marco Todeschini, il portiere ospite. Michele Dalla Valle, Andrea Zanini, Davide Zanini, lo contrasta Tommaso Battaglin. Franco Giuliani, si mette in proprio Franco Giuliani, azione insistita del 5 bianco-verde. Davide Zanini, ancora Franco Giuliani. Si difendono i giocatori di Gabelletiella con un discreto ordine nella circostanza. Ancora Giulio Battistin attento sulla mezza girata di Davide Zanini. Tommaso Battaglin se ne va in mezzo al traffico,
all'indietro per Cristian Costenaro. Ottima la tecnica individuale in palleggio di Tommaso Battaglin nella circostanza. Cristian Costenaro, azione insistita di Cristian Costenaro, è rientrato intanto Giovanni Tagliapietra, fa valere il proprio fisico Cristian Costenaro, poi cade ancora, ma si rialza prontamente il numero 88. E qui c'è il fallo di squadra commesso da Giovanni Tagliapietra, il quarto fallo di squadra commesso da Breganze. 13:38, siamo vicini a metà del secondo tempo con Breganze in vantaggio per 3-0. Dovesse rimanere così, Breganze raggiungerebbe in vetta alla classifica di questo girone la Roller Bassano, che è a punteggio pieno. Si imposta su misura la formazione bassanese sia nei confronti del Tiene che nei confronti del Montecchio Precalcino. Abbiamo poi il Tiene che ha battuto nettamente il Sandrigo per 6-1, Sandrigo che a sua volta ha battuto il Montecchio Precalcino, tuttora a quota 0. In questo girone sono due le seconde squadre, Breganze e Sandrigo, mentre per quanto riguarda Roller Bassano, Tiene e appunto Montecchio Precalcino si tratta della prima squadra. Quindi hanno una seconda formazione che disputa la Serie B. Tommaso Battaglin, siamo a metà pista, 13:12 al termine. Breganze avanti nel punteggio. Tommaso Battaglin, doppietta per lui, sicuramente un'ottima prova, macchiata parzialmente da quel cartellino blu, quindi è caduto intanto Giovanni Tagliapietra. I giocatori di Breganze che protestano hanno ravvisato un comportamento magari fuori, un po' al di là da parte di Franco Giuliani, probabilmente deve essere stato contatto tra i due, anche lontano dalla palla. Questo è il motivo delle reiterate proteste dei giocatori di casa, verosimilmente. Comunque sembra tornare la calma. Pronti a ripartire. Sarà possesso per Breganze. Tommaso Battaglini e Giovanni Tagliapietra nei pressi della sfera. Si riparte. A contendersi la palla Giuliani e Giovanni Tagliapietra, che si affronteranno in ingaggio a due sull'angolo basso alla destra del fronte d'attacco della formazione rossonera. Ancora Giuliani in possesso, che ha vinto l'ingaggio contro Giovanni Tagliapietra e va a proporre una nuova iniziativa per gli ospiti con il filtrante di Andrea Zanini, che non ha avuto fortuna. Se ne va Cristian Costenaro facendo valere i diritti del fisico. Va a concludere Cristian Costenaro. Piuttosto nervosa questa seconda frazione di gioco. Il primo tempo è stato veramente più apprezzabile. Abbiamo visto ottime trame da entrambe le formazioni, qui invece a farla da padrone forse è il nervosismo. Attenzione, Michele Dalla Valle, era un'ottima iniziativa questa. Potenziale 2 contro 1 con Giovanni Tagliapietra. Il passaggio di ritorno per Tommaso Volpe è impreciso. La palla alta, infrazione tecnica commessa dal numero 87 di casa. Sarà possesso per Montecchio Precalcino, con Giuliani che gioca con il proprio portiere. Riceve palla di ritorno, propone una nuova iniziativa, la finta di tiro. Il passaggio invece per Davide Zanini, che si mette in proprio, va a cercare Franco Giuliani nel filtrante all'interno dell'area. Ancora Andrea Zanini, la conclusione a cercare la deviazione di Davide. Ancora possesso per Montecchio Precalcino. Meno di 12 minuti al termine di questa partita. Breganze avanti nel punteggio. Franco Giuliani. Cristian Costenaro se ne va. Vediamo la decisione del direttore di gara. È blu per Franco Giuliani. 11:42. Il fallo commesso ai danni di Cristian Costenaro, che si stava involando verso la porta difesa da Marco Todeschini. Breganze quindi che ha un'altra opportunità di trasformare un tiro libero diretto
Vediamo chi va. Montecchio Precalcino, che tra l'altro prossimo a esaurire il secondo bonus. C'è un richiamo, probabilmente il signor Luigi Luna vuole confrontarsi con il signor Veluti. Tutto sembra pronto. Tiro libero diretto per Breganzi. Allora 11:42 al termine della partita. Tommaso Battaglin dovesse segnare sarebbe tripletta per lui e Breganzi andrebbe sul 4-0. Diversamente 2 minuti di power play per la formazione di casa e c'è il gol. Tommaso Battaglin, tripletta per lui, Breganzi avanti nel punteggio 4-0. 11:40. Ipoteca sulla partita da parte della formazione di casa. Ancora imbattuto il portiere Giulio Battistin, che ha ben difeso la porta rossonera questa sera. Sotto nel punteggio Montecchio Precalcino. Qui la conclusione è parata da Giulio Battistin. Cristian Costenaro nel traffico, se ne va Cristian Costenaro, l'alza schiaccia dell'utile l'intervento difensivo di Michele Dalla Valle. Il signor Veluti colpito dalla pallina che Cristian Costenaro velocemente cercava di servire all'indietro ai propri compagni. Sicuramente non fa bene una pallina del genere, perché pesa 155 grammi, lo ricordiamo. 11:27 al termine, possesso per Breganze, avanti saldamente nel punteggio la formazione rossonera. Il signor Veluti chiede un po' di spray di ghiaccio, gli applausi del pubblico, che si augura una veloce ripresa del gioco. Breganze sicuramente ha disputato un ottimo incontro. Montecchio Precalcino a sua volta è stato autore di un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo c'è stato un eccesso di nervosismo da entrambe le parti. Breganze comunque sta meritando il vantaggio, ha messo a segno ottime giocate. Montecchio Precalcino è stato sicuramente sfortunato, qualche palo di troppo, però anche Breganze ha colpito i legni ben difesi della porta, ben difesa comunque da Marco Todeschini. Si riparte con Nicola Pozzo, è entrato a servire Tommaso Graziani, ne è entrato anche lui Tommaso Battaglin. Il tentativo di tiro al volo da parte di Tommaso Battaglin, particolarmente ispirato il 28 rossonero questa sera, tripletta per lui, ineccepibile della trasformazione del tiro libero diretto. Davide Zanini a discutere il possesso con Cristian Costenaro e Tommaso Battaglin in aiuto. Tommaso Graziani, Nicola Pozzo, la conclusione di Davide Zanini imprecisa. 4-0 Breganze, 10:53 al termine della partita. Costruzione dal basso con Tommaso Battaglin a portare palla, a varcare in questo istante da metà campo, a servire all'indietro Cristian Costenaro. Breganze ha il problema di gestire con pazienza il possesso palla, la ricerca magari della ripartenza in contropiede, ma è saldamente padrone di questa partita la formazione di ben allenata da Gabriele Tiella. Tommaso Battaglin si mette in proprio, il 28 abusa delle proprie capacità di palleggio, concede una ripartenza a Tommaso Graziani. Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra a servire, non riesce a controllare Tommaso Battaglin, il passaggio era lievemente impreciso, e allora Nicola Pozzo per i suoi colori. Tommaso Graziani gli porta via sfera Giovanni Tagliapietra, Volpe, Tommaso Battaglin, ha visto un cambio anche per la formazione di casa, vale a dire Davide Graziani.
Tommaso Battaglin la trottola ad eludere l'intervento difensivo dei giocatori allenati da Ivano Zanfi, papà di Marco, portiere della formazione di Serie 1 rossonera. Ne abbiamo già avuto modo di ricordare nel corso del primo tempo. Ottimo giocatore anche con le nazionali giovanili negli anni 80. Una vita qui nel Vicentino, ma è nato a Modena ed è cresciuto nel Modena, l'Amatori per la precisione. Davide Zanini, la conclusione, non trova la porta. Peccato, era un'ottima iniziativa del numero 8 biancoverde. 8:53 al termine della partita. Breganze deve mantenere la calma e poi potrà festeggiare. Qui però non deve cedere in leziosismi, in giocate leziose. La formazione di casa si è guadagnata il vantaggio sin qui, deve saperlo mantenere, mantenendo la concentrazione e l'attenzione. Le proteste della panchina biancoverde all'attenzione del direttore di gara. Ancora un buono spunto di Andrea Zanini, che è l'unico torto di non trovare la porta nella conclusione, ma ci sembrava molto attento. Ancora una volta Giulio Battistin, qui Giovanni Tagliapietra che si è messo in proprio. Freddo e pronto all'appello Marco Todeschini. Tommaso Grazian, la conclusione imprecisa ancora una volta. Ecco, se ha un torto la formazione biancoverde è stata proprio quella di non trovare la porta nei ripetuti tentativi di conclusione. Qui la rete! A 8 dal termine, 5-0 Breganze. Giovanni Tagliapietra che ci scrive al club dei marcatori di questa formazione di A2. L'abbraccio collettivo dei 4 giocatori di movimento di Gabriele Tiella, che ha chiamato time out. 5-0 Breganze. La tripletta di Tommaso Battaglin, le reti di Tommaso Volpe e Giovanni Tagliapietra. Breganze sicuro padrone del match. Esce l'autore del gol, esce anche Tommaso Volpe. Entrano Davide Grazian e capitano Andrea Scortegagna. Breganze padrone della partita. Montecchio Precalcino che è leggermente calato nella ripresa, forse si è innervosita un po' troppo la formazione ospite. Qualche protesta di troppo probabilmente, che ha contribuito ad aumentare il nervosismo, e poi ovviamente non ha saputo capitalizzare le occasioni. La formazione ospite è stata sfortunata, qualche palo di troppo, e poi non è riuscita a trasformare i tiri liberi diretti. Breganze invece su 2 tentativi ha trovato un gol con Tommaso Battaglin, sì, qui sicuramente il migliore dei suoi, ma ottime le prove anche di Giulio Battistini in porta, di Tommaso Volpe che dimostra continuità di rendimento. È stata ottima anche la prima partita, quella con il derby con San Diego, quaterna per lui. Oggi ha realizzato di giustezza il rigore che ha portato sul 3-0 Breganze. Ci sono state poi le reti di Tommaso Battaglin e qui bellissima il cost to cost di Giovanni Tagliapietra. 5-0 Breganze, 7:53 al termine della partita. Saldamente in possesso del match la formazione di Gabriele Tiella, con il neoentrato Davide Grazian in possesso, classe 2006, lo ricordiamo. Va a contendere il possesso a Tommaso Graziani. Ancora possesso per Montecchio Precalcino. Siamo a metà pista. Lo stop e tiro, il controllo e il tiro immediato di Andrea Zanini. Qui assolutamente imprecisa la sua battuta. Possesso per Breganze. Palla alta. Anzi no, il signor Veluti assegna il possesso a Montecchio Precalcino. Deve aver visto una deviazione. Qui c'è un'altra conclusione imprecisa da parte degli ospiti, o forse c'è stata una deviazione. Fatto sta che sarà possesso per Breganze, che però spreca subito l'opportunità di ripartire. E allora Capitan Zanini, indomito, le finti di tiro di Andrea Zanini dietro la gabbia difesa da
Giulio Battistin che commette infrazione. Ha toccato infatti palla quando questa era dietro la porta. Giusta la punizione assegnata alla formazione ospite, con Capitan Zanini che cerca un filtrante a favorire l'inserimento di Tommaso Graziani. Ancora Andrea Zanini a sfidarsi con Davide Graziani, contrasto tra i due. Si gioca. Cristian Costenaro lo raddoppiano, lo triplica ora nella marcatura Tommaso Graziani, non fa un plissé come si suol dire. Cristian Costenaro se ne va, cade in area. Vediamo la decisione dell'editore di gara, gli sventola il cartellino blu su un contrasto. È caduto Cristian Costenaro, ha travolto Davide Zanini. Il signor Veluti sventola il cartellino blu. Sarà quindi tiro libero diretto per la formazione ospite, che non dovesse trasformare il tiro avrà 2 minuti di power play. Terzo tentativo di trasformazione da parte della formazione allenata da Ivano Zanfi, che è sotto nel punteggio per 5-0 a 6 minuti e 34 dal termine della partita. Braganza saldamente padrona del match diretto dal signor Fabio Veluti di Modena con la collaborazione di Luigi Luna. Ci va Tommaso Graziani a tentare di trasformare questo tiro libero diretto. Graziani contro Giulio Battistin che si sta preparando. Vediamo le proteste dei giocatori ospiti. Bisogna asciugare la pista. Si sta preparando Tommaso Graziani, che iniziò qui nel settore giovanile breganzese, poi per lui esperienze in quel di Tiene e poi Montecchio Precalcino. Graziani contro Giulio Battistin. 6:34 al termine, alla ricerca del primo gol la formazione ospite in questa partita. Tommaso Graziani contro Giulio Battistin. Il finte di Tommaso Graziani, la parata di Giulio Battistin. Il numero 77 ospite. Si tratta di Pietro Martini. Entrato in pista. Ecco Pietro Martini. Graziani. Power play per Montecchio Precalcino. Andrea Zanini. Stop il tiro. La parata di Giulio Battistin. Braganze gestisce abbastanza agevolmente questa situazione di inferiorità numerica. Martini all'indietro per Graziani. Ancora Martini a ruotare i giocatori di Ivano Zanfi, che hanno commesso 14 falli di squadra, lo ricordiamo. Quindi Braganza avrebbe al prossimo fallo di squadra avrebbe un'altra opportunità di tiro libero diretto. Qui un'ottima trama. Nicola Pozzo ha trovato l'esto Davide Grazian a sventare la minaccia. Era stata una buona circolazione di palla questa nel power play da parte degli ospiti. Qui a servire Andrea Scortegagna, che ha un cattivo controllo. Riparte Nicola Pozzo per i suoi. Andrea Zanini non trova la porta, difesa da Giulio Battistin, autore di un'ottima prova. Ancora Andrea Zanini, stop e tiro, la parata di Giulio Battistin, che dice di no anche al successivo tentativo di Nicola Pozzo. Veramente bravo il portiere rossonero questa sera, classe 2005, anche lui cresciuto assieme a Tommaso Battaglin, Ettore Barbieri, Tommaso Volpe, compagni di una vita, con l'allenatore di una vita, Gabriele Tiella, che li sta accompagnando in questa importante avventura in campionato di A2, che vede il suo prologo nella Coppa Italia per questa edizione 2023-2024. Coppa Italia di A2, Braganza, lo ricordiamo, detentrice del titolo. Sin qui percorso netto. Entra Ettore Barbieri intanto, esaurita la penalità. Braganza ha superato indenne i 2 minuti di power play e gestisce palla con Tommaso Battaglin, sicuramente uno dei migliori, anzi probabilmente il migliore. Ma ottime le prove di tutta la formazione di casa. L'autorevolezza di Tommaso Volpe, i buoni spunti di Ettore Barbieri, che sin qui non ha ancora trovato il gol, ma è stato autore di un'ottima prova.
Ripartenza però per Montecchio per Calcino. Cade in area Pietro Martini, il signor Veluti fa cenno che si deve proseguire, e allora Tommaso Battaglin a mettere d'accordo tutti, a riproporre una nuova trama offensiva per i suoi, a sfidare in 1 contro 1 e andarsene via in bello stile contro Nicola Pozzo, a chiamare Davide Graziani, lasciargli spazio. Ancora l'azione insistita di Tommaso Battaglin, che consegna palla a Davide Grazian, all'indietro per Andrea Scortegagna. Ancora Andrea Scortegagna per Tommaso Battaglin. Breganze gioca a memoria, gestisce il possesso, deve far trascorrere questi 3 minuti e 20 ormai che mancano alla fine della partita, e poi potrà festeggiare il gol. Si iscrive al club di marcatori anche Ettore Barbieri. 6-0. E giustamente il pubblico di casa a incitare i propri beniamini, autori di un'ottima prova. 6-0. Questa seconda squadra sta dando grandi soddisfazioni in questo inizio di stagione, con la tripletta di Tommaso Battaglin, le reti di Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra e adesso di Ettore Barbieri, che è stato premiato dal gol, è stato autore di un'ottima prova soprattutto nella prima frazione di gioco. Ha trafitto incolpevolmente Marco Todeschini a 3:18 dal termine, quindi 6-0 per Breganze. Ottima la prova della corale della formazione di Gabriele Tiella, che ha fatto entrare tutti i giocatori di movimento. Ha alternato i portieri rispetto alla scorsa partita. L'altra domenica ha giocato Giuseppe Tagliapietra. Oggi in campo Giulio Battistin. Ottima la prova di Giulio Battistin, che verosimilmente ci terrebbe da morire a finire imbattuto. Non saranno dello stesso avviso ovviamente gli ospiti, che hanno inserito nuovamente Franco Giuliani Marchetti, per la precisione, verosimilmente il cognome della madre. Davide Graziani a contendere il possesso agli ospiti. Ancora Giuliani a cercare di servire. Nicola Pozzo ha voluto forse troppo dalle sue qualità tecniche. Tommaso Volpe nella circostanza ha perso sfera. Ancora Giuliani, e c'è il 15° fallo commesso da Montecchio Precalcino, quindi Breganze avrà un'altra opportunità, un altro tiro libero diretto, secondo bonus esaurito. Ci va Davide Grazian a tentare di trasformare questo tiro libero diretto. Davide Grazian contro Marco Todeschini. 2,50. Vediamo. Il palo. Peccato. Davide Grazian vicino a segnare a sua volta. Un'autorevole la prova della formazione di casa. Assolutamente. Marco Giuliani. Lo ferma il sicuro bastone di Giulio Battistin. Tommaso Volpe all'indietro per Capitan Scortegagna, fa girare palla giustamente la formazione di casa, e avanti per 6-0. È stata autrice di un'ottima prova. Montecchio ha resistito un tempo e poi ha dovuto issare bandiera bianca di fronte a una formazione, quella di casa, che ha giocato sicuramente un ottimo match. Tommaso Volpe a 2-11. Ettore Barbieri, il tentativo di passaggio da Davide Graziani deviato dal bastone di Nicola Pozzo. Se ne riparte Filippo Tiella per i suoi. La conclusione fuori dallo specchio della porta. E allora siamo dall'altra parte con Tommaso Volpe a meno di 2 minuti dal termine. Breganze padrona di questa partita. Filippo Tiella si incunea in area, lo fermano i giocatori di Gabriele Tiella. Scampoli finali di match. Un ottimo spunto di Davide Grazian, che va a commettere fallo. Va a commettere fallo ai danni di Pietro Martini. E allora Franco Giuliani, Filippo Tiella, Ettore Barbieri di conquistare palla. Lo raddoppiano i giocatori di Ivano Zanfi. Azione insistita di Ettore Barbieri, che si lamenta. Vediamo cosa deciderà il signor Veluti. Cartellino blu per Pietro Martini. Ha subito un colpo al viso Ettore Barbieri.
che ha qualcosa da dire ancora all'avversario. Tiro libero diretto per Breganze. Ettore Barbieri esce, entra al suo posto Antonio Tagliapietra, che è stato espulso nel corso del primo tempo. Andrea Scortegagna contro Marco Todeschini. Breganze avanti 6-0, minuto e 22 dalla fine della partita. Scortegagna contro Todeschini, la parata di Marco Todeschini. Buono l'intervento del portiere ospite Davide Gazzian. Tommaso Volpe. Siamo ormai all'ultimo giro di lancette. Breganze non ha nessuna fretta, è padrona del match, saldamente al comando. Gli applausi della tribuna a sottolineare la prestazione a tratti spettacolare dei giocatori di casa, che tengono palla, non hanno nessuna fretta, nessun bisogno di incrementare il punteggio. Qui c'è la conclusione di Andrea Scortegagna, soprattutto per assicurarsi un nuovo possesso. Breganze può finire tenendo saldamente palla. Antonio Tagliapietra, Andrea Scortegagna, scampoli finali di match, siamo agli ultimi 30 secondi. Tommaso Volpe, Davide Gazzian dietro la gabbia, all'indietro per Capitan Scortegagna, 20 secondi sul plus della formazione di Gabriele Tiella, che ha sicuramente meritato questa vittoria, e quindi punteggio pieno dopo due giornate, 6 punti per la formazione di casa. Finisce qua con Breganze che, grazie alla tripletta di Tommaso Battaglin, agli reti di Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra ed Ettore Barbieri, si impone per 6-0 sul Montecchio Precalcino, dopo una autorevole prestazione a tratti spettacolare, con Montecchio Precalcino autore secondo me di un ottimo primo tempo in cui ha ricevuto meno di quanto forse avrebbe meritato. Nel secondo tempo invece ha dovuto soccombere di fronte a una prova sicuramente autorevole dei giocatori allenati da Gabriele Tiella. Prestazione sottolineata dagli applausi del pubblico di casa, pronti a salutare i giocatori rossoneri. Partita diretta dal signor Veluti di Modena, coadiuvato dal signor Luigi Luna di Bassano del Grappa. Breganze quindi che, per terminare le proprie fatiche del girone d'andata, deve affrontare ancora Tiene e Roller Bassano. Il prossimo incontro credo sia con il Roller Bassano. In ogni caso Fausto Puzzan vi ringrazia per l'ascolto, fra qualche istante le interviste, e vi dà appuntamento alle prossime partite per questa Coppa Italia di Serie 2, oltre ovviamente alle telecronache della prima squadra dell'Hockey Breganze impegnata nel campionato di Serie 1, con il derby di Ognissanti in particolare, per mercoledì 1 novembre 2023. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, a qualche istante ci saranno anche gli intervisti di rito. Per ora è tutto qui dal Palla Ferrarin di Breganze. Buona serata da Fausto Pozzan.
Siamo con Giovanni Tagliapietra al termine di questo incontro per questa domenica 29 ottobre 2023, seconda fatica di Coppa Italia per la seconda squadra dell'Hockey Braganza, che si è imposta autorevolmente al confronto con il Montecchio Precalcino. È un derby, ma sono tutti derby in questo girone, giusto Giovanni? Sì, esatto. La partita non è stata sicuramente semplice perché per noi appena saliti con poca esperienza, tutte le partite sono da giocare fino in fondo, a dare il massimo e penso che anche oggi, come la scorsa volta, siamo riusciti a metterlo. Poi naturalmente certi aspetti dobbiamo ancora migliorarli, ne abbiamo parlato col mister e ci lavoreremo per migliorare ancora di più tutti. Per Giovanni Tagliapietra questo era un derby sentito, perché tu sei di Montecchio Precalcino, no? Sì, esatto, ho fatto qualche anno a Montecchio dove anche lì sono cresciuto, poi sono venuto qua a Breganze dove mi hanno accolto bene, mi sono trovato subito bene, infatti ringrazio tutto l'ambiente di Breganze. E vogliamo magari ricordare il tuo maestro di allora? Sì, Giorgio Carraro che purtroppo oggi non c'è più. E che è sempre nei nostri cuori, no? Esatto, me mi ha allenato per tanti anni e mi ha dato tanto, se sono qua e spero di dare ancora di più, è grazie a lui. E anche questa categoria, se siamo qua, è grazie anche a lui, che ha fatto partite di Serie B l'anno scorso con noi, come anche te e Nestor, quindi anche a lui c'è tanto da dare. È un ottimo, è il giusto ricordo per una persona che ci manca sinceramente. La tua stagione sarà particolarmente impegnativa perché oltre al campionato di A2 c'è un campionato Under 19 e anche l'Under 23, no? Sì, già domani sera giochiamo contro il Crissino. Noi continuiamo a dare tutto, a impegnarci perché da quando sono venuto qua a Breganze vogliamo migliorare tutti e l'unico modo è allenarsi, giocare, provare, continuare a correre e divertirsi. Siete partiti col piede giusto, si tratta di proseguire così. Grazie Giovanni e buona domenica. Siamo con Pietro Martini, che ringraziamo per la disponibilità dell'Hockey Club Montecchio Precalcino. È appena terminato l'incontro che Breganze ha vinto per 6-0. È stata questa la vostra terza fatica di Coppa Italia. Non riuscite ancora a schiodarvi da quota zero, ma la Coppa Italia è solo preparatoria della stagione, no? Sì, certo, noi siamo un gruppo nuovo, dobbiamo ancora ambientarci un po'. Faccio parte della Coppa Italia di Serie B e quindi sì, mi sto integrando bene, diciamo, sulla Serie A2. Vedo che comunque ci sono dei miglioramenti anche delle prime partite che abbiamo fatto e secondo me non abbiamo giocato bene, abbiamo giocato male, però... Secondo me invece il primo tempo avete combattuto, siete stati anche sfortunati, qualche palo di troppo, un'ottima prova del portiere di casa. Alla distanza forse avete ceduto a un'organizzazione di un Breganze che rispetto a voi è più rodata come formazione, mentre voi dovete inserire anche qualche nuovo elemento, no? No, beh, certo, sì, certo. Noi comunque abbiamo fatto secondo me una buona prestazione. È stato quello che è stata, noi comunque ci stiamo sempre ambientando di più e speriamo nel meglio per le prossime partite. Diciamo. Per te è una stagione impegnativa perché oltre alla 2 di cui fai parte sì, c'è anche il campionato di Under 19 e Under 23 da affrontare. Io faccio l'Under 23 e la Serie B. Under 23 e Serie B, per cui Pietro avrai, sì, perché sei un 2005 per cui hai terminato, diciamo, la partecipazione al campionato Under 19. Quindi molte occasioni per metterti in mostra e per dimostrare la tua passione per questo sport. Esatto, io farò di tutto e ci metto l'animo ogni partita. Mi dispiace per il blu che ho preso, che in realtà mi stavo solamente alzando perché io mi sono anche scusato da buconetter perché non volevo farli male. E sì, appunto magari dagli spalti è stata arrivata una segnalazione diversa che io non volevo farli male. Quindi... Sono cose che possono succedere, sì. Non abbiamo dubbi sulla tua sportività. Grazie Pietro. Grazie, per la disponibilità e buona serata. Ci vediamo. Ciao. Buona serata in Italia.
Con Tommaso Battaglin a commentare questo largo 6-0 con cui Breganze ha sconfitto Montecchio Precalcino per questo secondo impegno, seconda fatica di Coppa Italia, che Breganze per quanto riguarda la Serie 2 sta onorando al meglio, anche perché siete i detentori del titolo, Tommaso. Sì, cerchiamo di portare avanti questo onore che abbiamo. Poi siamo una squadra giovane, abbiamo tanta voglia di giocare, abbiamo tanta voglia di fare, di dimostrare che anche se siamo più piccoli degli altri non abbiamo paura di nessuno, non abbiamo niente da perdere, noi corriamo, giochiamo il nostro hockey e non ci interessa, abbiamo di fronte. La sensazione è che questa sera vi siete anche divertiti nel giocare, vi siete trovati a memoria e quindi abbiate dato vita a un'ottima prestazione, al di là dell'individualità, tu sicuramente in particolare 3-0, l'unica macchiolina, diciamo, questo cartellino blu. Sì, hai detto bene, giochiamo a memoria, siamo gli stessi da sempre, tranne qualche ragazzo arrivato dopo, ma siamo sempre gli stessi da almeno 10 anni, ci conosciamo benissimo tutti quanti, adesso è tornato Gabriele, il nostro vecchio allenatore, giochiamo come sappiamo e diciamo che mi piace puntare al gol, ogni tanto provo le giocate, stasera mi sono venuta, però diciamo che cerchiamo sempre di giocare di squadra, di girare. Di giocare con ordine, qualche sbavatura, vi siete un po' lasciati travolgere dalla situazione del match, qualche nervosismo di troppo, ma quando avete fatto correre palla siete stati a tratti irresistibili. Hai ragione, sempre col discorso che siamo giovani, tanto perdiamo un po' la testa per delle cavolate, però comunque siamo abbastanza intelligenti per ricomporci il prima possibile. Oggi Giulio ci ha dato una gran mano, che in quei momenti che perdevamo la testa lui c'era, ci ha dato man forte. Una stagione ricca di impegni per te, perché oltre alla 2 c'è l'Under 23 da onorare e poi magari da strizzare l'occhio a cosa succede al piano superiore. È da vedere, l'Under 23 è il primo anno che ci giochiamo, anche là punteremo al massimo, perché sennò non c'è divertimento. Si punta sì ai piani alti, adesso vediamo cosa si riesce a fare e speriamo in bene. Una cosa alla volta. Complimenti Tommaso e buona serata. Grazie mille Fausto.